La processione del 5 febbraio 1481 è sicuramente quella più originale nella storia della città di Palermo. Da un lato perché si celebrava Sant'Agata, che allora era la patrona di Palermo. Santa Rosalia arriverà circa 200 anni dopo. Dall'altro lato perché il banditore della città di Palermo andò in giro gridando in un misto fra sicolo e latino. È una delle prime testimonianze anche scritte del sicolo latino. Avevo una eccellenza reliquia, beh, insomma tutto questo per dire che all'epoca si davano delle indulgenze durante queste processioni di massa. Quell'anno il pretore decise di dare l'indulgenza a chi avrebbe partecipato alla processione nudo. Questo creò un po' di scompiglio fra la popolazione perché le vergini erano abituate ad andare in bianco, le dame in nero, poi c'era la banda. Le persone anziane non si sentivano di esporsi così nudi, neanche le vergini, soprattutto all'epoca. Quindi si lasciava spazio soltanto agli uomini, e poi tra l'altro agli uomini giovani soltanto. Ma non solo a loro, perché Mastro Pasquale Perramuto partecipò pure alla processione e di questo ve ne parlo fra un attimo. A complicare ancora le cose si inserì pure un concorso di bellezza, un vero e proprio concorso di bellezza, che vedeva da una parte Florinda, la bellezza normanna, bionda, auta, occhi azzurri, dall'altra parte Miana, la bellezza mediterranea, capelli neri, occhi neuricati lampiano, forme sinuose. Anche lì si cercò di mettere un freno perché veramente la situazione stava sfuggendo di mano. Si crearono delle vere e proprie fazioni in città, chi stava da una parte e chi stava dall'altra, chi era pro e chi era contro ad ottenere un'indulgenza in quel modo che non era sicuramente considerato cristiano. Ma torniamo un attimo indietro perché Natoli ci lascia scritto che Mastro Pasquale Perramuto aveva proprio bisogno di ottenere un'indulgenza. Infatti decise di partecipare alla processione completamente nudo. Il problema è che non era proprio una bellezza e a quanto pare le cronache dei tempi dicono che non era neanche messo benissimo lì. Insomma, la gente si mise a ridere, ambe tu e te panza, sellario. Pasquale si incazzò, ma si incazzò talmente tanto che causò una rissa che diventò una mega rissa. Tutto il corteo della processione si cominciò a picchiare a temporate, a bagna all'auncia. Le fazioni che si erano create erano ancora più incazzate di prima e se ne cominciarono a dare santa ragione. Alla fine della processione si contò un morto e quel morto era Mastro Pasquale Perramuto. Non riuscì a sostenere le botte ricevute. Il pretore disse che non avrebbe mai potuto immaginare delle conseguenze del genere durante una processione, però aggiunse anche che mai più si sarebbero date indulgenze in questo modo. A cosa se l'avevo vizio?